Aspetta. Aiuto, aiuto! Allora, vediamo se funziona tutto con questa prima diretta. Dovremmo essere già in collegamento. Vediamo se si vede tutto. Eccoci qua. Allora, siamo insieme a Fabrizia Corsi da Londra, direttamente dal terrazzino di Londra, per iniziare questa serie di appuntamenti. Parleremo dei nostri corregionali all'estero, perché in questi 3 mesi ci siamo tenuti in contatto con ciao Fabrizia, Ciao. con tutte le persone che vivono insomma in tutto il mondo. Abbiamo parlato delle situazioni di emergenza diverse, come vengono gestite, quindi è carino anche adesso sentire dalla vostra voce come si sta vivendo l'emergenza, ma anche questa seconda fase che in alcuni paesi è già partita, in altri sta partendo. Fabrizia oggi è con noi, lei è triestina, da 15 anni vive a Londra, dove fa la DJ, una DJ affermata, suona in tutto il mondo, ma insomma anche legata alla sua Trieste, dove torna per tanti eventi anche d'estate. Fabrizia, la prima domanda ovviamente è legata a questa situazione qui. Come sta andando adesso? Com'è la situazione attuale a Londra? Cosa è aperto? Qua in Friuli Venezia Giulia molto riaprirà, molte attività riapriranno il lunedì. Lì invece che cosa sta succedendo? Allora, nella zona in cui abito non ci si neanche accorge della situazione di emergenza. Parlando con alcuni amici che vivono a Londra in altre zone, hanno notato una grossa differenza. Cioè, nella mia zona la gente va in giro senza problemi, pochi con mascherine, mentre in altre zone della città, magari meno popolose, ci si accorge che effettivamente è tutto chiuso. Io sono uscita più volte sia per fare la spesa, per fare una camminata e non mi sono notato una grossa differenza. E non mi sono accorta appunto di questa situazione di emergenza. Infatti il quartiere dove abito è il quartiere in cui ci sono più casi, guarda caso. Ah, però. Sì, proprio perché la gente sembra non curarsi del problema, ecco. Sembra Mi dicevi che però è ancora tutto chiuso lì. Sì, però ci sono un sacco di ristoranti che fanno servizio di takeaway, alcuni negozi sono con la saracinesca aperta fino a metà, quindi qualcosina vendono. E effettivamente quando sono andata in giro da altre parti in bicicletta ci si accorge che effettivamente c'è questa situazione di lockdown, come lo chiamano qui, ma non dove abito io, effettivamente. Poi mi raccontavi che i supermercati anche voi avete gli ingressi contingentati, quindi c'è. Sì. Come funziona allora lì? La differenza rispetto all'Italia è che qui comunque si può andare in due e si può avere la corsia preferenziale se si è ovviamente anziani e se si va con i bambini, quindi è pieno di persone che portano i bambini per sorpassare. Se li prestano. Assurdo. Senti, ma come se noi ci siamo sentite all'inizio dell'emergenza, che c'era un po' insomma ancora di confusione a Londra, non si capiva bene quali erano le linee, no, che avrebbero adottato. All'inizio, quando sono esplosi i primi casi, cosa è successo? Perché si invitava alla cautela, se non sbaglio, a non agitarsi troppo in una primissima fase. Sì, diciamo che anch'io ero abbastanza preoccupata, c'era quasi una situazione di panico, non si sapeva ancora in che direzione avrebbe preso questo virus e ancora non si sa, però diciamo che era una cosa nuova e adesso pian piano si convive con questo problema. E non c'è più diciamo l'imbarazzo di andare in giro con la mascherina e i guanti, effettivamente ci sono parecchie persone che lo fanno. All'inizio ti guardavano male se avevi la mascherina, adesso ti guardano male se non ce l'hai praticamente. Ma è obbligatoria anche da voi? No, assurdo. Il primo ministro ha rivelato proprio domenica i prossimi 5 scaglioni in cui si pian piano riaprirà il paese e la mascherina è consigliata ma non obbligatoria, cosa completamente diversa rispetto all'Italia.
Mi pare una cosa assurda proprio. Anche perché i casi ne avete avuti tantissimi lì. I casi sono tantissimi, continuano ad essere tantissimi, non scendono. Ieri proprio ci sono stati 627 casi, il picco è stato 1200, ed è da una settimana che siamo sui 600 casi al giorno. Abbiamo superato l'Italia e sembra che i casi siano molto di più, ovviamente, come tutti gli altri paesi, non è che vengono registrati tutti. Hanno notato che statisticamente da quando è apparso il virus ci sono 50.000 morti in più rispetto alle statistiche degli anni scorsi, quindi 23.000 sono stati registrati, ma effettivamente sono molti di più. Senti, ma nella quotidianità io penso anche, insomma, Londra è una città dove ci si muove anche tanto in metropolitana, che è il mezzo di trasporto principale. Adesso cosa succede anche su quel fronte lì? Allora, da questa settimana hanno incoraggiato vivamente tutti a tornare a lavorare e se non si può lavorare da casa, dicono di andare all'ufficio, al luogo di lavoro, e quindi incoraggiano le persone a muoversi, però sconsigliano di utilizzare i mezzi pubblici. Io mi domando come fai a muoverti in una città come Londra, dato che consigliano di andare a piedi o in bicicletta o in automobile. È tutto un po' una contraddizione, ecco. Mm-hmm. Senti, tra l'altro c'è anche un altro fattore, io ho sentito la comunità dei corregionali a Londra è molto grande e tra l'altro voi, tu come tanti, insomma, tornavi spesso a Trieste, il volo è facile, è economico dall'aeroporto di Ronchi e c'è anche questo ovviamente limite adesso, i voli sono tutti bloccati, nessuno si può muovere, neanche voi tornate a casa, insomma. Infatti stavo proprio guardando in questi giorni, mia mamma doveva arrivare a pochi giorni, e i voli sono stati cancellati e penso rimanderò il suo volo fino a novembre perché ancora c'è un punto di domanda, non si sa se sarà bloccato o meno il traffico aereo, ancora non hanno preso una decisione. Per il momento è obbligatoria la quarantina di tutte le persone che arrivano nell'Inghilterra, a eccezione della Francia, perché hanno una contraddizione. Chi arriva dalla Francia tramite l'Eurostar può tranquillamente spostarsi, che è una gran cavolata, insomma, blocchi tutti, non ha senso, insomma. Beh, abbiamo visto che ci sono i paesi hanno preso decisioni alle volte tanto diverse, sì. E quindi insomma abbiamo visto questo. Tra l'altro mi raccontavi prima che ci collegassimo in diretta che una delle cose positive in Inghilterra sono gli aiuti economici che stanno arrivando, che sono messi in campo per chi ha difficoltà e credo che come in Italia le aziende siano tante lì e anche i lavoratori. Diciamo che da questo punto di vista, ok, la sanità sembra essere molto migliore in Italia rispetto all'Inghilterra al momento. La questione di aiuti finanziari invece credo sia migliore qui in Inghilterra. Ci sono dei piani diversi per vari tipi di lavoratori, c'è chi è dipendente, è stato mandato in cassa integrazione praticamente ed è stato proprio da oggi esteso fino ad ottobre questo programma in cui le persone possono venire pagate fino all'80% del proprio salario e poi ci sono dei contributi ai liberi professionisti, alle piccole aziende, quindi c'è davvero abbastanza aiuto. Io devo ancora arrivare a questo, cioè essendo libera professionista siamo un po' gli ultimi della fila, però penso che non avremo problemi da questo punto di vista. Senti, noi ci siamo visti qualche mese fa per il solito ritrovo di corregionali a Londra e parlavamo di una cosa soltanto, di Brexit, che faceva paura, anzi siamo arrivati proprio la festa era nella giornata della Brexit. Adesso questo argomento è un po' messo da parte o sbaglio? Non se ne parla più.
E sembra proprio per il fatto che siccome l'Inghilterra sta facendo un grosso sforzo finanziario per la sanità e per supportare le persone che non hanno lavoro, penso stiano cercando in tutti i modi di rallentare Brexit, ecco. Senti, hai detto tu giustamente una libera professionista, aspetti anche tu quello che succederà nel tuo settore, ma ovviamente il tuo lavoro è uno di quelli che anche qui in Italia adesso ha poche certezze perché gli eventi pubblici, ma anche ovviamente la musica nei locali, adesso è tutto fermo. Da lì è uguale a qui, insomma. Sì, si parla di una graduale apertura appena dal mese di luglio. Il tutto dipende se i casi, se il coronavirus viene contenuto, insomma. Proprio ieri mi è stato cancellato un ingaggio in luglio, quindi rimandato al 2021. La situazione, penso come in tutti i posti, simile. Siamo autorizzati a vedere soltanto una persona alla volta, quindi prima che si arrivi alla possibilità di avere un gruppo di persone, un ristorante o un club, ce ne vorrà parecchio di tempo. Senti, tra l'altro Londra che è piena di locali, piena di eventi, succede sempre qualcosa. Come sta vivendo la città a questo momento? Una città che è sempre vivace, sempre in movimento. Adesso ho visto delle immagini completamente vuota, delle zone che fanno festini ogni fine settimana, purtroppo. La gente si ribella in tutti i modi, la gente parla che ritorneranno i rave illegali perché non si possono più fare le feste nei locali. Non mi sembra un modo molto intelligente per ovviare la situazione in questo momento. Purtroppo io onestamente non mi sono accorta della restrizione perché l'altra settimana sono andata a fare un giro in bicicletta e ho visto la gente giocare a calcio. C'era una squadra intera, mentre non si può fino all'altra settimana non si poteva uscire con un'altra persona almeno che non viva nel tuo appartamento. E quindi la gente se ne è altamente, diciamo, non si è preoccupata delle restrizioni, anche perché non ci sono state delle grosse multe come a differenza è avvenuta in Italia. Quindi è strano, si pensa all'Inghilterra come un paese che sia più ligio alle regole, più attento, no, alle regole, invece in questo caso erano stufe le persone. Sì, la gente si è ribellata a questa regola, c'è una grossa, vedo online molte gente che si lamentano, deve esserci la libertà di pensiero, la libertà di movimento, di quello e di quell'altro, però alla fine il risultato ha portato al fatto che l'Italia, cioè abbiamo sorpassato l'Italia in gravità della situazione. Il fatto anche che la Scozia, per esempio, non ha accettato di seguire la graduale apertura come è stata consigliata dal primo ministro, ha deciso di continuare l'isolamento, seguendo quindi la linea del resto dell'Europa, perché si è dimostrato essere l'unico metodo per riuscire a contenere la situazione. Secondo te come saranno le prossime settimane per quello che hai visto finora, nel senso del rientro alla normalità? Perché come hai detto tu ci sono ancora tanti casi in Inghilterra e a Londra, però ovviamente la gente ha bisogno di tornare a lavorare e di uscire. Secondo te cosa succederà per quello che si può ipotizzare in questo momento? Non ho una visione molto ottimista sulla situazione. Penso che hanno dichiarato che la situazione sta migliorando, i numeri non lo stanno dimostrando, cioè stanno secondo me mentendo abbastanza su quello che sta succedendo per sdrammatizzare la situazione, per spingere le persone a tornare a lavorare e alla fine quello che al governo interessa è non avere una grossa crisi finanziaria, purtroppo.
non stanno pensando alla salute delle persone, ma stanno pensando alle proprie tasche, purtroppo. Quindi penso che usciremo più tardi di quello che stanno prevedendo. Speriamo di no, però. E invece per il tuo lavoro, quali scenari secondo te sono possibili? Visto che l'hai detto, insomma, stare insieme in gruppi, feste, probabilmente non sarà semplice. Ho visto che anche tu, come altri DJ, ti sei un po' data da fare online dal tuo terrazzino, insomma, Sì. cerca di mantenere viva l'attenzione. Ci sfoghiamo un po'. Sembra appunto da luglio sarà possibile aprire qualche bar, qualche ristorante. Dubito i club, speriamo. Però per il momento siamo tutti che suoniamo da casa, insomma, o comunque facciamo musica a casa, è quello che sto facendo al momento, insomma. Ecco, ma tu ti senti poi con gli altri, immagino anche di altri paesi, che cosa dicono? Perché appunto questo settore poi è quello che anche esplodeva d'estate, no? Le feste, tutto, so che tu poi tornavi d'estate a Trieste anche per degli eventi qui in città. Quest'estate sarà per tutti anomala o l'abbiamo detto, insomma, quasi ferma, si può dire. Sì, diciamo che dal punto di vista lavorativo sarà difficile, non ci muoveremo, tutti si preoccupano al momento di poter, soprattutto qua in Inghilterra, vedo tutti disperati che non potranno passare le ferie in Italia, il problema va al di là di questo. E il problema non è andare a fare le vacanze in Italia, il problema è uscire da questa situazione, la gente si preoccupa di cose secondarie in questo momento. Quindi sì, c'è stato un esodo di italiani dall'Inghilterra fin un mese fa sono scappati in 5.000 dall'Inghilterra. Persone che comunque lavoravano qui in Italia, non persone che sono state rimpatriate, che è ben diverso, semplicemente non hanno creduto nel paese dell'Inghilterra in questo momento, vedendo come la sanità ha affrontato il problema e sono scappati, mettendo a rischio comunque anche l'Italia che già era più avanti rispetto a noi nel processo. Quindi anche il lavoro è da sperare che almeno in autunno si cominci ad aprire qualche locale per poter lavorare. Tu hai mai pensato all'inizio dell'emergenza di tornare a Trieste, di tornare in Italia, o è un pensiero che non ti ha mai toccato? Assolutamente no, perché non lo trovo giusto nei confronti dell'Italia. Io lavoro qui in Inghilterra, contribuisco all'Inghilterra, non vedo perché l'Italia si deve prendere carico di me. Cioè, sarebbe forse stato più sicuro, però non lo trovo giusto. Tutte queste persone che sono scappate, come è successo in Italia con i treni che sono tutti scappati da Milano, è una cosa molto simile, ecco. Quindi tu hai ancora la famiglia comunque a Trieste, e in tutta questa fase di emergenza che messaggi ti arrivavano? Immagino che tu sei in costante contatto. Non muoverti. Arrivava, non muoverti, non parlare con nessuno. Ma qui cosa ti raccontavano di qua? Cioè veniva fuori effettivamente poi la situazione che è arrivata successivamente da voi, giusto? Io penso che noi italiani abbiamo seguito alla lettera tutto quello che ci è stato detto consigliato di fare, proprio perché abbiamo avuto contatto con i nostri familiari e amici in Italia che ci hanno effettivamente spiegato la gravità della situazione. Quindi credo che noi italiani e altri europei abbiamo seguito molto meglio le indicazioni rispetto agli inglesi o alle persone comunque non europee. Quindi sì, per esempio i miei vicini di casa sono australiani, l'Australia sembra sia uscita prestissimo, non hanno più casi, feste una dietro l'altra. Quindi il fatto di appunto avere contatto con familiari e amici mi ha aiutato a avere più informazioni rispetto a quelle che il governo, che comunque l'Inghilterra mi ha fornito in questo periodo. Senti, quindi l'idea sarà quella di tornare forse a Trieste, se si potrà, appena in autunno? Ho paura di sì.
penso proprio di sì. E sarà la prima volta in cui sono stata lontana dall'Italia per più di un anno. Il massimo 9 mesi sono stata che non sono tornata in Italia. Questa volta sarà la prima volta in cui saranno 12 mesi. Un'altra cosa che sta succedendo, come sempre, anche con lo spauracchio della Brexit, che non si capiva ancora le indicazioni precise, tanti studenti, tanti ragazzi volevano comunque venire su, perché resta un po' il sogno, quello di Londra, ogni anno ci arrivano tantissimi italiani e tanti giovani triestini. Anche questo purtroppo, insomma, adesso per i loro sogni si fermerà, come penso insomma sia un periodo per voi di tranquillità e attesa, anche perché come dicevi prima ci sono incertezze in tanti settori e rispetto a noi ci sono molte meno aperture. Voi state aspettando ancora che aprano, ad esempio mi dicevi i negozi, qui apriranno il 18, ma i negozi di abbigliamento, i bar, insomma, tantissime attività da voi sono ancora ferme, quindi anche uno che pensa a un lavoro futuro in Inghilterra in questo momento ha messo da parte questa idea. Adesso esattamente da voi cosa si può fare quando esci di casa? Allora, si può effettuare illimitate attività sportiva da questa settimana, si può stare al parco a prendere il sole, cosa che peraltro tutti già facevano prima, quindi devo dire che noi italiani abbiamo seguito la regola tutto perché parlando con i nostri genitori abbiamo visto che venivano multati pesantemente tutte le persone che non seguivano gli ordini. Si può vedere una persona alla volta che non sia della propria household, e non mi viene il termine in italiano. E poi si può fare la spesa, hai detto, giusto? Sì. Sì, assolutamente. E si deve rispettare la distanza di sicurezza di 2 metri per tutte le persone che non vivono della famiglia, ok. Adesso vengono tutte le polemiche che vedo online gli inglesi che si lamentano, ma adesso voglio andare a vedere i miei genitori, però non posso vedere più di una persona alla volta. Cioè, sta un po' anche nel buon senso, insomma, di magari vedersi piuttosto all'aperto che a casa, perché appunto sembra che il virus sia meno contagioso stando all'aria aperta. Si può, anzi si deve tornare a lavorare se si può, e si deve lavorare da casa anche, se è possibile appunto lavorare online. Da questa settimana un'altra cosa particolare è stato che gli idraulici, le nanny, le babysitter e le signori, le governanti e le pulizie possono tornare a lavorare, il che mi sembra un po', sì, giusto perché ci sono delle emergenze, ma soprattutto chi viene a fare le pulizie in casa si ritrova a contatto proprio molto diretto con le altre persone, quindi anche questa mi sembra un po' una contraddizione, ecco. Beh, ogni paese insomma ha preso le sue decisioni in base a chissà quali pensieri. Senti, sì. Una cosa che mi è venuta in mente rispetto al fatto che dicevi prima ci sono tutti questi corregionali che vorrebbero venire in Inghilterra e che in questo momento si trovano un sogno magari bloccato, no? Un sogno che non si può avverare. È un momento in cui si può riflettere e vedere come l'Italia invece è un posto positivo, come ha affrontato le situazioni rispetto all'Inghilterra. Quindi non è proprio male restare in Italia. Venire in Inghilterra magari può avere dei rischi, non è così bello come si pensava. L'Italia ha magari affrontato e ha voluto più bene ai propri cittadini rispetto all'Inghilterra. Quindi nulla è perso in questo momento. Beh, tra l'altro molti corregionali sono anche tornati indietro, c'è da dirlo, negli ultimi anni, quindi è sicuramente anche questo. Oltre a tutte le storie che io racconto sui miei canali, c'è anche chi è tornato a casa e magari ovviamente quella storia non viene fuori, però hai ragione, insomma, tante volte si cerca qualcosa senza guardare che cosa di bello c'è in casa, no? È quello. Infatti.
Senti Fabrizia, io ti ringrazio per questa chiacchierata, spero di rivederti presto, magari a Trieste. Sì. Grazie Nicole. E intanto in bocca al lupo anche per il tuo lavoro. Crepi, e spero ci vediamo presto. Tra l'altro faremo tutti e due il compleanno in quarantena, mi sa. Esatto, ci faremo gli auguri a casa. L'Italia sta messa meglio. Diciamo di sì. Un bacione Fabrizia, a presto. Ciao. Grazie.